Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, doccia gelata per Sebastiano Visintin. La Cassazione boccia il ricorso, niente nuova perizia sulla morte di Lilly. La scritta che campeggia sul post social di quarto grado è chiara. Cassazione, inammissibile il ricorso di Sebastiano Visintin, nessuna nuova perizia. Tradotto dal legalese, significa che si chiude almeno per ora la strada verso una terza autopsia sul corpo di Liliana Resinovic. La donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 è ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il ricorso alla Suprema Corte era stato presentato dai legali di Sebastiano, Alice e Paolo Bevilacqua, contro l'ordinanza con cui la GIP di Trieste aveva sì disposto un incidente probatorio sui reperti, sacchi, lacci, oggetti personali, capelli, tracce biologiche, ma aveva detto no a una nuova perizia medico-legale. Secondo la difesa, con due consulenze in totale contrasto tra loro, quella originaria e la successiva superperizia firmata dal team di Cristina Cattaneo, un terzo esame super partes era l'unico modo per sgomberare il campo dai dubbi sul come e sul quando fosse morta Liliana. La Cassazione però non è entrata nel merito, ha giudicato il ricorso inammissibile. Risultato pratico, l'ordinanza della GIP resta in piedi. L'incidente probatorio continua solo sugli accertamenti già fissati e la nuova autopsia non si farà. Quella che i media avevano ribattezzato terza perizia resta dunque un'ipotesi chiusa in un cassetto. Per la difesa di Visintin è un colpo pesante. Da mesi Sebastiano ripete che la superperizia Cattaneo avrebbe travisato la realtà, valorizzando alcuni elementi e ignorandone altri, e che solo un nuovo esame integrale del corpo e dei materiali avrebbe potuto rimettere tutto in discussione. Nelle interviste aveva definito la nuova perizia la vera chiave per arrivare alla verità e insieme l'unico strumento per dimostrare la sua estraneità. Con l'inammissibilità decisa a Roma, quel tassello processuale sparisce dal tavolo. Per capire che cosa significa bisogna ricordare che cosa c'è scritto nella superperizia. Il collegio guidato da Cristina Cattaneo ha escluso il suicidio parlando di morte per soffocamento esterno in un contesto di aggressione. Il decesso viene collocato con elevata probabilità il giorno stesso della scomparsa, il 14 dicembre. Secondo i periti il corpo non sarebbe stato spostato dopo la morte, e la scena dei sacchi nel boschetto non sarebbe una messinscena tardiva, ma il luogo in cui Liliana ha perso la vita. Vengono descritti traumi, compressioni e segni sul corpo giudicati incompatibili con una morte volontaria o accidentale. Completamente diversa la lettura dei primi consulenti medico-legali, più cauti sul coinvolgimento di terzi e sulla dinamica. Da qui la richiesta della difesa di azzerare tutto, con una nuova perizia ufficiale, questa volta affidata a un collegio nominato dal giudice e non alle parti. La GIP di Trieste aveva scelto una via intermedia. Incidente probatorio sì, ma limitato a genetica, dattiloscopia e analisi dei materiali. Per la terza perizia, semmai, se ne sarebbe parlato più avanti. Su questa scelta è stato costruito il ricorso alla Cassazione, che però ora viene stoppato alla radice. Il procedimento per la morte di Liliana quindi proseguirà con il quadro tecnico attuale. Da una parte la superperizia Cattaneo che parla di omicidio, dall'altra le vecchie consulenze. In mezzo i nuovi esami di laboratorio su capelli, reperti e oggetti che potrebbero confermare o indebolire alcune ipotesi. Resta centrale anche il contorno umano della vicenda. Da un lato c'è Sebastiano, oggi indagato per omicidio volontario, che continua a dirsi innocente e a descrivere Liliana come una donna fragile, schiacciata da problemi personali e da una fase di grande confusione. Dall'altro c'è il fratello Sergio, convinto da tempo che la cognata sia stata uccisa e che proprio dentro l'ambiente più vicino a lei vadano cercate le risposte. Tra i due negli ultimi mesi lo scontro è diventato anche mediatico, con interviste contrapposte, ricostruzioni divergenti e accuse incrociate. In parallelo si muovono altri fascicoli giudiziari che toccano il nome di Sebastiano. La vicenda di presunto stalking al centro di molte polemiche televisive risulta archiviata. Diversi procedimenti per diffamazione e querele reciproche tra vicini e commentatori sono invece ancora sul tavolo, segno di un clima intorno al caso Resinovic diventato ormai incandescente tra social, trasmissioni e blog che si occupano ogni giorno della storia di Lilly. Che cosa succede adesso?
La Procura di Trieste dovrà tirare le somme degli accertamenti tecnici già disposti, genetica, impronte, analisi merceologiche, e decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Sebastiano Visintin, se disporre nuovi approfondimenti o se arrivare a scelte diverse. Senza la nuova perizia medico-legale, la superperizia resta il pilastro principale del fascicolo. Qualsiasi decisione dovrà fare i conti con quelle conclusioni che parlano di un omicidio consumato in un arco di tempo ristretto e in un contesto molto specifico. Per la famiglia di Liliana, che da quasi 4 anni chiede una verità definitiva, la scelta della Cassazione è l'ennesimo passaggio in una vicenda fatta di continui ribaltamenti. Prima l'ipotesi del gesto volontario, poi la svolta omicidiaria, poi le indagini su Sebastiano, ora la chiusura alla terza perizia. Il caso Resinovic resta sospeso tra carte, perizie e teorie, ma dopo lo stop arrivato da Roma una cosa appare chiara. Se ci sarà un processo, si celebrerà con gli elementi che ci sono oggi, non con un nuovo esame autoptico chiamato a riscrivere tutto da capo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.